Si comincia distribuendo coccarde e il Presidente del Consiglio Ruffato gliela punta al bavero della giacca. Luca Zaia resta per tutta la seduta con la sua coccarda tricolore che sovrasta il fazzoletto verde al taschino, anche quando si suona l'inno di Mameli. E chi si aspettava critiche strali resta deluso. Il governatore veneto ringrazia il rettore Zaccaria per l'ospitalità, ma soprattutto per aver citato Silvio Trentin, uno dei padri del federalismo. Certo, quella di Zaia è la faccia meno celebrativa dell'Unità d'Italia, quella delle ombre che realisticamente hanno segnato questo lungo e difficile processo dell'Unità d'Italia che non è ancora compiuto e si compirà, dice, solo con il federalismo. Anche un illustre siciliano come Don Sturzo nel 49 diceva: io sono unitario ma federalista impenitente. E allora questa volontà è quella di dire che questo Stato deve essere sempre meno centralista. Einaudi diceva una cosa giusta, che l'autonomia è un diritto e quando tutti avranno la loro autonomia allora avremmo un risorgimento unitario. Grazie. Questo almeno è il Luca Zaia ufficiale che subito dopo la celebrazione del Consiglio puntualizza dicendo di saper distinguere il suo ruolo istituzionale dalla sua rappresentanza politica e aggiunge che nel rispetto dei cittadini il Presidente della Regione in una fase ufficiale di rappresentanza possa assolutamente mettere la coccarda come i nostri sindaci mettono la fascia tricolore. Tutto qui, per la presenza più attesa di questo Consiglio regionale straordinario che ha scongiurato quasi a sorpresa quella che si annunciava come l'assenza più clamorosa e che si è fatto precedere da altri momenti significativi tra storia e memoria. La deposizione di una corona d'alloro all'ingresso del municipio per ricordare i caduti più recenti delle grandi guerre. Quella deposta nell'atrio degli eroi del Palazzo del Bo, proprio qui, in quella via 8 febbraio 1848, che ricorda la coraggiosa insurrezione di studenti, docenti e cittadini contro gli austriaci, le vittime, l'anelito di libertà che dal Pedrocchi ha dato il via alla grande primavera dei popoli europei per affermare la libertà e i valori che accomunano con orgoglio questi popoli. Non tutto funziona per il meglio, molti sono i problemi rimasti irrisolti, le differenze tra le diverse regioni italiane fanno fatica ad appianarsi, ci sono problemi e come, ma la soluzione non è tornando indietro, è andando avanti. E questa è la lezione che dobbiamo aver chiara. Se Unità d'Italia è l'epiteto più pronunciato in questo giorno della memoria, a fargli eco è stata quella parola magica che è federalismo. Federalismo tricolore nella bocca dei più, per riprendere la definizione della Presidente della provincia di Padova, Barbara Degani, all'alzabandiera in Piazza dei Signori. Un federalismo, ha detto il rettore Giuseppe Zaccaria, che sappia rilanciare l'unità nazionale, opera per alcuni aspetti ancora incompiuta, alla quale l'università, se ieri ha dato il suo contributo di sangue, oggi è pronta a dare il proprio contributo di idee.